Pochi giorni e il sindaco Piero Bona ha promesso di formare la propria giunta, 4 assessori che dovranno essere espressione di una maggioranza compatta e coesa per evitare quanto accaduto pochi mesi dopo l'elezione dell'ex sindaco Pan. I nomi per ora restano top secret, ma è solo questione di tempo. L'intenzione di Piero Bona è quella di iniziare a lavorare fin da subito, anzi riprendere da dove aveva lasciato, partendo da una certezza: il turismo, vera risorsa per l'economia della città murata. Negli anni siamo cresciuti molto, l'anno scorso 70.000 visitatori sopra le mura, però non basta, dobbiamo fare di più. Noi continuiamo ad investire con il nostro ufficio turistico in promozione turistica, le entrate delle mura vengono investite tutte in promozione turistica per far sì che riusciamo ad attrarre sempre più visitatori. Per incrementare visitatori e turisti, Cittadella pensa a fare rete, partendo da comuni come Bassano e Castelfranco Veneto. È fondamentale far rete con i comuni attorno. Noi abbiamo una realtà che è importante, noi già lavoriamo adesso con i comuni vicini, come può essere Galliere con la Villa Imperiale, Fontaniva con la Villa Galavati Scotti, con il comune di Bassano ma anche con il comune di Castelfranco, che sono comunque poli attrattivi turistici. Abbiamo iniziato a fare dei discorsi, siamo agli inizi naturalmente, però può essere quello un futuro, quello di riuscire a far rete, in modo che il turista che arriva a Bassano venga a Cittadella per Castelfranco e viceversa.